Ben ritrovati dalla redazione. Stava rientrando in Friuli in sella alla sua moto da Verona, dove aveva fatto tappa per salutare alcuni parenti dopo aver presenziato alla cerimonia di laurea di una delle sue due figlie all'Università di Torino. Il 64enne Alessandro Clinza, artigiano, esperto nella posa di tendaggi, residente a Prepotto e molto conosciuto e apprezzato nel Cividalese per le sue capacità professionali, è morto nella tarda serata di lunedì per un incidente stradale verificatosi lungo la strada regionale 11 in comune di Soave Verona, all'altezza di una rotatoria in località Castelletto. La rovinosa caduta a terra, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, non ha purtroppo lasciato scampo al Centauro, nonostante la celerità dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti ambulanza ed automedica. Due persone sono state trasportate in ospedale dopo aver inalato fumi dell'incendio che ha avvolto la cucina di un appartamento in via Goffredo Mameli a Udine Est. Le fiamme si sono propagate intorno alle 13:20 di ieri. A domarle sono accorsi i vigili del fuoco, che sono riusciti a impedire che si spargessero nel resto dei locali dell'appartamento sito al quarto piano. Dopo il rinvio della settimana precedente, a Grado è stato chiuso il traffico veicolare dalle 9 alle 12:30 in centro. I parcheggi pressoché tutti occupati, solo attorno alle 11 si è liberato qualche stallo lungo riva San Marco, area in cui peraltro i posti auto sono in zona rossa, quindi molto costosi e a rotazione a ore. E non sono mancate, come prevedibili, le problematiche e qualche lamentela da parte degli automobilisti in piazza Carpaccio, dove c'è la stazione delle autocorriere. Lì la polizia locale consentiva l'ingresso al centro ai veicoli autorizzati, ai proprietari dei posto auto, proprio ai clienti delle strutture ricettive. Siamo molto soddisfatti che l'Assemblea di Friuli abbia approvato all'unanimità l'aumento di capitale di 20 milioni di euro proposto dalla Regione per consentire alla finanziaria regionale di entrare nel progetto Agora AI, il centro di ricerca e innovazione sull'intelligenza artificiale e data science, che è in fase di realizzazione a Trieste. Questo passaggio importante testimonia la volontà e l'ambizione dell'amministrazione regionale di far diventare il territorio, insieme a tutti gli altri partner privati, un hub europeo per lo sviluppo delle nuove tecnologie a sostegno del sistema imprenditoriale, un vero e proprio valore aggiunto per la comunità regionale. Lo ha affermato l'assessore alle finanze Barbara Zilli, che ha partecipato in videocollegamento all'Assemblea di Friuli. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso variabile sulla zona montana al pomeriggio, quando saranno possibili dei rovesci e qualche temporale. Sulla costa bolla moderata al mattino, venti a regime di brezza nel pomeriggio, temperature minime in pianura fra 17 e 20, le massime fra 29 e 31 gradi, sulla costa minime fra 21 e 24, le massime fra 28 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.